Beh, ci sono stati parecchi ragazzi che sono venuti, in particolare in Veneto, a studiare nei nostri centri di formazione professionale, attraverso tirocini e anche attraverso corsi triennali. Nel settore in particolare della ristorazione a Calalzo di Cadore, ma anche nel settore artigianale. Questi giovani si sono pienamente inseriti nel contesto produttivo e anche alcuni sono degli imprenditori nel settore della ristorazione. Direi che quello che ci ha colpito di questi ragazzi era il sistema di valori molto simile al nostro, il rispetto degli anziani, questo mi ha particolarmente colpito. Sono andato anche in Nepal. Direi che quello che mi ha colpito poi del Nepal è, a parte l'aspetto ambientale, il turismo che c'è collegato, ma soprattutto la presenza dell'induismo e del buddismo che convivono, e lì in termini anche di, chiamiamo ecumenismo dal nostro punto di vista, e direi che poi l'altro aspetto è la presenza di questi cibi che non troviamo in altri paesi ed è un patrimonio dell'umanità. In questo io direi anche il nostro obiettivo è quello di intervenire nel futuro per lo sviluppo. E lo sviluppo del Nepal si fonda sul turismo perché è la risorsa principale, l'agricoltura è un'agricoltura di sussistenza. Allora in questo noi interveniamo e farei un appello anche alle imprese venete, agli imprenditori, perché può essere una cosa bella che la nostra, anche di promozione della nostra impresa nel mondo, visto che c'è l'Expo e che vogliamo collocarci in un contesto globalizzato per le nostre imprese, intervenire e significare un intervento a Bhaktapur, perché noi interverremo a Bhaktapur. Sì, non abbiamo comunicato persone che aderiscono, adesso ci sarà un comitato d'onore, ma comunicheremo quando avremo un po' tutta una serie di persone sia del mondo dell'impresa sia del mondo della cultura padovana, oltre che anche ambiti di persone impegnate nelle istituzioni. Sì, fuori classe è la festa dei giovani dell'ENAIP, sono 3.000 giovani dell'ENAIP, si ritrovano a Padova e ci sarà un seminario con 70 giovani che si propongono di fare di ambasciatori presso i propri colleghi ma anche presso il territorio a favore del Nepal. Ci sarà un seminario in cui ci saranno anche dei nepalesi che interloquiranno con i giovani.